Siamo con Lollo Andreani, MVP di questa partita. Innanzitutto complimenti per la vittoria della squadra e complimenti per come soprattutto nell'ultimo quarto hai preso in mano la squadra con grande lucidità e portato la vittoria. Sì, c'è stato un piccolo blackout dal più 13 e non trovavamo soluzioni facili. Poi abbiamo ripreso un po' di ritmo, ho trovato 2 conclusioni da dentro l'area e un paio di tiri su penetra e scarica e fortunatamente sono andati dentro, sennò questa squadra qui non era proprio una passeggiata, anzi non sarà una passeggiata neanche mercoledì. Ecco, mercoledì appunto gara 2 alle 20:30 a Codroipo. Cosa può fare l'Unione per vedere di chiuderla in fretta questa serie? Di sicuro non avere un abbassamento di ritmo come quello che ci abbiamo avuto oggi nel terzo e nel quarto e provare a giocare come abbiamo fatto oggi i primi 2 quarti e la fine del quarto e tentare di limitarli. Ma loro sono una squadra che non molla di un centimetro mai, non è un'ottava, non è una squadra che doveva arrivare ottava perché gioca molto bene, ha giocatori molto, molto validi. Adesso è entrato anche il ragazzo, quello non mi ricordo il nome, con la maschera, che non l'avevo mai visto, ma veramente buono e quindi c'è da chiuderla subito per non rischiare di arrivare qui domenica col coltello, che vengano col coltello tra i denti, poi sarà una bella battaglia.